Walter Milocchi della Polizia Locale di Monfalcone. Con il coacervo di normative in Italia che ci sono è sempre più difficile correre ai ripari. Sì, diciamo che il problema del gioco è noto, purtroppo per le patologie che può causare, per i problemi familiari, economici, anche di fallimenti di imprese, da un lato. Dall'altro lato ci troviamo in un mondo globalizzato, per cui il problema emergente è quello del gioco online, che è sicuramente emergente. Però il nostro Paese, per esigenze probabilmente di bilancio, negli anni soprattutto dal 2006 in poi ha liberalizzato le slot machine non solo nelle sale giochi ma anche nei bar, nei tabacchini, anche nei negozi, e questo così ha creato una maggiore offerta sul territorio. I controlli vengono effettuati da polizia locale, ma in primis anche dagli altri organi di polizia dello Stato e dall'Agenzia dei Monopoli, cui tutte le macchinette, le slot machine autorizzate devono essere collegate telematicamente. La Regione ci ha provato ad intervenire con delle norme appunto anche per il controllo delle distanze dei luoghi sensibili, però c'è l'incognita dei ricorsi e quindi si fa fatica a sanzionare. Il problema di sanzionare sarebbe minore, il problema del contenzioso amministrativo è sempre molto elevato, però è anche vero che la norma regionale ha sicuramente contribuito a cristallizzare il fenomeno, nel senso che effettivamente nei centri storici, nei centri cittadini è difficile riuscire a aprire una nuova sala giochi o installare una nuova slot machine a meno di 500 metri da tutta una serie di punti che non sono solo gli ospedali e le scuole, ma anche gli oratori, i centri giovanili, le biblioteche e quant'altro, però cristallizzando una situazione che si era già sviluppata e che prima non poteva essere fermata, perché in realtà lo Stato non è mai intervenuto in materia, sono le regioni come la nostra che sono finalmente intervenute in questo senso.